Allora passiamo al terzo intervento. Vorrei invitare l'amico giornalista Paolo Medeossi. Vi devo dire che circa 15 anni fa ci siamo conosciuti, è venuto ad Aiello per questo evento. Erano poche meridiane allora che nascevano appunto sulle pareti delle case, questo termine nascevano, e lui ha capito, perché è molto sensibile alle vicende, ai fatti culturali che capitano nella nostra regione, che si poteva sicuramente ottenere dei risultati con questa nuova arte che appunto nasceva sui muri delle case. E fino all'una dopo mezzanotte l'ho stordito con i discorsi delle meridiane. Lui è ritornato a casa, no? E dopo 2 giorni è comparso una pagina intera sul quotidiano locale nostro, che è il Messaggero Veneto, dove tuttora lui ha delle responsabilità nell'azienda, e da lì è partita questa avventura, facendo conoscere Aiello in giro come paese delle meridiane. Poi sono usciti tantissimi articoli, anche uno magnifico dell'altro giorno, e quindi noi dobbiamo dire grazie a Paolo Medeossi, che se Aiello è diventato e si è fatto conoscere in giro, e soprattutto anche per merito suo. Un applauso a Paolo. Presenta anzi una meridiana storica che ha cambiato anche il metodo di conta delle ore dal periodo della Repubblica di Venezia al Regno, poi all'Impero d'Austria, poi al Regno d'Italia dopo, la meridiana di Piazza Libertà a Dublino. Ti mando anch'io le foto. Sì, qui viene il bello, perché io non sono un esperto, voi siete quasi tutti esperti. Se dico delle cose inesatte mi correggete, perché non sono come prima. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui è la nostra piazza, è la piazza principale di Udine, per chi voi quasi tutti la conoscete, però se qualcuno viene da fuori, è il nostro orgoglio. Gli udinesi sono molto orgogliosi, amano dire una cosa, che questa la piazza veneziana più bella fuori di Venezia. Non so se sia vera, comunque è una piazza nata per caso, non c'è stato un progettista unico, un po' come nel Lego, tanti pezzi che si sono accumulati andando su in verticale. Allora, no, non era come detto, devo così. Dunque lì c'è tu la indichi magari la loggia di San Giovanni, qui davanti abbiamo le statue di Floriano e Venturini, 2 statue che erano le statue di Ercole e Cacco. Queste derivano da un palazzo che era situato nell'attuale piazza 20 settembre, che venne demolito dalla Serenissima per i misfatti compiuti da Lucio della Torre, uno che venne reso giustiziato per la disfa di Ronzo. Poi c'è la loggia del Lionello, che è il pezzo più bello, ecco questo qua. Questa venne progettata da un orfo, Niccolò Lionello, appunto, uno che ha progettato solo quest'opera in vita sua. Ed è un po', questa è la piazza nella sua complessità. La cosa quindi siamo nel 1730, però più o meno è così, come sapete. Alle spalle adesso c'è la cosa più brutta, che è il Palazzo del Lupin, che se vi vuole verrà demolito molto presto. Sostituì lì c'era un bel palazzo Liberty, che era quello del cinema Eden, e nell'euforia degli anni 60 venne demolito, hanno fatto questo palazzo che adesso la Rizzani del Re che dovrebbe demolire e fare qualcosa di migliore, progettato da uno spagnolo. Questa è la piazza, che è una piazza che ha cambiato tantissimi nomi, perché inizialmente era Piazza San Giovanni, perché lì dove c'era la loggia di San Giovanni c'era la chiesa, che poi venne trasformata in loggia. Poi divenne Place d'Alvin, perché lì vendevano il vino. Poi divenne Piazza Contarini in onore del luogotenente Contarini, che la sistemò. Poi quando il Friuli Udine venne annesso al Friuli, all'Italia divenne Piazza Vittorio Emanuele, che gli udinesi dicevano Piazza Vittorio. Nel 1946 divenne Piazza Libertà, e dal lunedì scorso è Piazza Champions, perché come voi sapete l'Udinese è andato in Champions League, adesso cambieremo il nome, c'è stata la grande festa, quindi ha cambiato 8-9 nomi. Andiamo avanti. Ecco, qua
ecco, lì tra l'altro una curiosità storica dove vedete Piazza Vittorio Emanuele, c'è la statua anche che venne messa di Vittorio Emanuele, che nel 1946 in fretta e furia venne spostata e venne messa nei giardini del Vescovo, nei giardini di Casoli, e adesso non c'è niente, e a sua volta la statua questa di Vittorio Emanuele sostituì la statua del garibaldino Cavallotti, che è sparita del tutto da Udine. Ecco, lì c'è una ciminiera che non sono riuscito a capire che cosa sia. Qualcuno di voi sa cosa è lì dietro? No, insomma. Comunque andiamo avanti, adesso andiamo a leggere, è una parte più difficile per me. Dunque vedete che appare questo sole sagomato, dorato lì. Ecco, questa è una meridiana che, come Aurelio Docet, che qui io mi sono portato il primo libro pubblicato da Iela, del Circolo Navale, che è del 98, e appunto nacque questo libro un po' anche sull'euforia dei primi anni, quando il Friuli scoprì che c'era questa ricchezza particolare nel comune di Iello, c'erano degli esperti, c'erano degli appassionati, e quindi ci fu anche un aiuto di enti pubblici eccetera che permise la pubblicazione di questo libro, che fu il primo, e che è una guida ancora molto importante per seguire un po' tutte le meridiane antiche, moderne eccetera. Questa di Udine è molto particolare perché viene definita da voi esperti una meridiana vera, cioè segna il mezzogiorno. Cioè c'è questa 3 metri di altezza, questo sole sagomato e dorato, c'è il foro, passa il raggio del sole che ovviamente va a colpire una striscia bottone per terra e segna il mezzogiorno. Dunque, allora, adesso vediamo se ho spiegato bene. Venne progettata e costruita e quindi entrò in funzione ufficialmente il 10 giugno del 1798. A progettarla fu non il signor Burini, ma il padre Francesco Maria Stella di Spilimbergo, che era filosofo, ma come si usava nel Settecento, uno che era un esperto nel corpo, esperto di tutto. E questo filosofo, ecco, diciamo così, progettò questa meridiana con tutte le difficoltà del tempo, eccetera, perché per un'esigenza molto particolare. L'anno prima, nel 1797, arrivò anche dalle nostre parti, ovviamente, Napoleone, che combinò di tutti i colori dappertutto, mise fine alla Serenissima, arrivò fino a Udine e poi lui avanzò fino a Leogani, eccetera. Comunque a Udine avvennero le famose trattative che portarono al trattato di Campoformito. In quel periodo Napoleone visse un mese, fu uno dei periodi, al di là di Parigi o della Corsica, eccetera, in cui lui si soffermò più a lungo. Venne firmato il trattato di Campoformito, che poi, come si sa, venne effettivamente firmato a Villa Manin, ma Campoformito era a metà strada tra Villa Manin, dove vivevano i francesi, e Udine, dove c'erano gli austriaci a Palazzo Florio. Quindi col trattato di Campoformito si mise fine alla Serenissima, eccetera, però i nostri territori passarono sotto gli Asburgo, sotto l'Austria. Quindi siamo nel 1798 e gli austriaci, tra le altre cose più o meno importanti, fanno però una cosa fondamentale sul calcolo del tempo. Introducono, dopo 4 secoli di ora italica, introducono l'ora tedesca, l'ora Doltrante, la quale aveva come punto di riferimento mezzogiorno e mezzanotte, perché una volta mezzogiorno e mezzanotte non esisteva il mezzogiorno di fuoco, esisteva le 2 di pomeriggio di fuoco, era una visione un po' diversa. Quindi diventano i punti di riferimento mezzogiorno e mezzanotte. Gli orologi meccanici, a Udine come in tutta la città c'era un soprintendente che vigilava su queste cose, dovevano essere regolati e la meridiana era quella che scandiva l'esattezza dell'orologio. Detto tutto questo, il buon padre Stella progettò questa meridiana, anche molto artistica, molto bella, per dire, che è uno dei rari esempi di meridiana vera, cioè segna solo il mezzogiorno, e potete trovare, ecco, un altro esempio mi pare sia quello della meridiana di Trieste, no? Della borsa di Trieste. Ecco, qui le immagini spiegano benissimo. Ecco, un dubbio che perseguita gli udinesi, che ogni tanto che sono in redazione mi chiamano, cosa c'entra quella gabbietta? Ecco, non si sa bene che funzione possa avere, neanche Aurelio lo sa, perché gliel'ho chiesto, cioè questa gabbietta probabilmente è lì, ma non penso abbia una funzione particolare, se non protettiva, nei confronti del punto. Questa gabbietta, ci sono delle persone che continuano a dire ma ho 70 anni, ma mi chiedevo ma cosa c'entra con la gabbietta? Non
una velocità. Come vedete, lì appunto ecco, possiamo andare avanti, ecco qua, da loro italica, loro tralca, un po' ecco, quello che vi avevo anticipato prima. Questo è il trattato di Campoformica, che è un fatto storico assolutamente rilevante per il mondo del tempo, era come quella volta non c'era la CNN o cosa del genere, però Udine avvenne effettivamente qualcosa che riguardò il mondo intero. Andiamo avanti. Ecco, lì ci sono anche, c'è il film di Bonaparte, poi degli austriaci, Koblenz era il dignitario austriaco che era la controparte dei francesi. Ecco qui praticamente, quindi dovrei spiegare tutto, ma c'è il problema. La tramonta, ecco la Meridiana. Questa appunto è una bella visione artistica e anche suggestiva della nostra bella piazza, che noi a cui vogliamo molto bene. Tra l'altro in occasione dell'Unità d'Italia, nelle scorse settimane è stata illuminata di colore con effetti veramente suggestivi. Ecco, questo è il contratto per cui il buon Stella, no? Francesco Stella da Spilimbergo, gli pagarono 103. Bisogna capire, non penso Zecchini, comunque vedete c'è il ferro, c'è qua, c'è la via. Come vedete i meridianisti non hanno mai fatto grandi affari, si sono mai arricchiti in maniera particolare. Qui siamo agli orologi, ecco l'altra stupenda località friulana e ovviamente Renzone. Ecco qui vediamo addirittura hanno conservato l'orologio meccanico che ancora segue l'ora del tramonto, la detta italica, che mi pare che un po', non so esattamente l'ora italica rispetto che... La 24esima ora cade con il tramonto del sole. Ecco, la 24esima ora cade con il tramonto del sole e non con la mezzanotte, sembra il titolo di un film, la 24esima ora. Qui siamo a Cividale, anche qui abbiamo nuovi esempi di altri esempi di famose meridiane, eccetera. Ecco, per chiudere il discorso, penso che poi, no, volevo solamente dire questo, che cioè, a Udine il concetto di meridiana non è che sia, perché alla fine, no, come voi sapete, noi tendiamo a dare alla meridiana tutti gli orologi solari, mentre effettivamente la meridiana è questa. Cioè, il fenomeno di Aiello, che ha avuto una diffusione anche dalle nostre parti, è servita moltissimo anche a ritrovare questi strumenti di cui si era persa comunque qualsiasi tipo di traccia, se non in rarissimi casi. Io vedo anche in città c'è chi sta rimettendo a posto la meridiana, chi ne sta facendo di nuove. Non è l'esplosione di Aiello dove in un paese comunque piccolo ce ne sono già 75, però comunque c'è una maggiore attenzione. Nei confronti di questa, ecco questa qui, c'è veramente gli udinesi sono molto legati a questo strumento, ancora bandiera, vedo ad esempio le persone anziane che portano i nipotini, eccetera. E quindi praticamente nel 1798 venne inserita, e mi sembra anche in una maniera molto intelligente nell'ambito della città, e so che anche questa meridiana è stata qualche anno fa, quando avete fatto quella bella manifestazione udinese, era un po' al centro anche del vostro show. Vi ringrazio.